è la più grande orchestra, la più longeva orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia e quest'anno compie la bellezza di 60 anni. Dalle note della nuova orchestra Ferruccio Busoni, che compie 60 anni, a quelle del violinista triestino Pierpaolo Foti, con la conduzione dei giornalisti Andro Mercù e Tommaso Cerno. Serata speciale ieri al Teatro Verdi di Trieste, dove è andata in scena la prima edizione del premio FV Green per lo sviluppo sostenibile, evento organizzato dalla Direzione Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia e trasmesso in diretta su Tele4. La Regione ha voluto rendere merito a quelle realtà territoriali che si sono particolarmente distinte con i loro progetti nella valorizzazione delle buone pratiche in campo ambientale, economico e sociale. Non solo una cerimonia, oltre agli intermezzi musicali c'è stato spazio anche per uno dei tanti sketch di Andro Mercù. Questa è una serata importante, tant'è vero che ci è giunta una lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che leggeremo. Autorevole orchestra, magari 2 note per introdurre. Carissime cittadine e carissimi cittadini del Friuli Venezia Giulia, rivolgo un gioioso, festoso saluto a tutti voi. Desidero altresì ringraziare molto, col sorriso stampato radiosamente sulle labbra, per l'invito così cortese che mi è stato rivolto. Ah, quanto si sta bene qua in Friuli Venezia Giulia. Aria buona, energia pulita, libertà. Ecco, soprattutto libertà. Voi non sapete cosa vuol dire passare 10 anni a consegnare pergamene e medaglie. 2 palle grandi come il Colosseo. In confronto, deporre corone di fiori all'altare della patria è un momento di sommo gaudio. Io non ne posso più. Che noia, che barba, che barba, che noia. Che noia, che barba. Oltre il Quirinale c'è la vita. Quindi chiedo ufficialmente asilo politico al Friuli Venezia Giulia. Fate presidente chi volete. Giovanni Rana, Peppa Pig, Micheze Iacheze. Ma io voglio tornare libero. Libero, senza più limiti. E allora che dire? Viva il tram de Opcina e viva l'Italia! Dunque spazio alle realtà premiate. Per il settore risorse idriche, nella sezione enti pubblici, consorzi e amministrazione, il primo premio è andato al comune di Fiumicello Villa Vicentina per il progetto Fossa Veccia. In ambito imprese e start-up hanno trionfato il Consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale e l'Università di Udine per il progetto L'acqua che accende il futuro. Nella sezione terzo settore, primo premio a Lega Ambiente FVG APS per il programma pluriennale Tagliamento Domani. Poi il settore energia e clima, nella sezione enti pubblici, consorzi e amministrazione, primo premio ad Area Science Park nel comune di Trieste per la realizzazione del nuovo laboratorio di microscopia elettronica nel campus di Basovizza. Nella sezione imprese e start-up vince l'azienda provinciale trasporti SPA di Gorizia con il premio APT Ecomove, il futuro che vogliamo. Infine, per il terzo settore, premiata la comunità energetica rinnovabile e solidale San Domenico di Udine.